È stata una settimana di entusiasmo in cui abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto quello che c'era da fare, sappiamo bene cosa ci aspetta domani, la partita sarà molto difficile, abbiamo un vantaggio ma è minimo come abbiamo già detto, quindi andiamo là come se fossimo 0-0, pensiamo a fare la nostra prestazione. E 50 e 50 alla fine la possibilità, le chance sono suddivise, anche perché noi dovremo cercare di mantenere il vantaggio eventualmente fino al 180esimo, visto che parliamo dei secondi 90 minuti. Quindi è logico, come sottolineava Ferri, arrivare lì con la giusta serenità, con i giusti stimoli, senza paure di nessun tipo, ma con la consapevolezza che sarà una gara tosta, dove l'avversario metterà in campo tutto e dovremo essere bravi, abili a rintuzzare ogni iniziativa loro e magari anche essere capaci di fare un altro bollettino. Si prepara fondamentalmente nella testa più che nelle gambe, perché come ribadivo nella domanda precedente, deve esserci serenità e consapevolezza di quello che è il proprio valore, della rincorsa che si è fatta in questa fase finale della stagione e di come si è approcciato, soprattutto nella ripresa, nell'ultima gara contro la Torricelli, dove la squadra ha sciolto un alto gioco e prestazioni di livello importante. Certo, domani non sarà facile, lo sappiamo, ma quello deve essere il nostro atteggiamento. Lucidità. Sì, la tensione penso che la sentiamo tutti, sia noi che loro, ed è normale. L'importante è saperla gestire bene. Abbiamo visto già nella partita d'andata come la differenza tra primo e secondo tempo, magari un primo tempo dove la tensione si sentiva un po' di più, cercavamo meno le giocate, poi un secondo tempo in cui siamo entrati con una testa diversa, probabilmente più sereni e alla fine la prestazione è venuta fuori, quindi domani sarà un po' la stessa cosa, sentiamo tutti la tensione ma dobbiamo saperla gestire bene. E alla fine la Provocelli cercherà in tutti i modi di ovviare a quella che è questa tendenza. Noi siamo preparati per quello. Poi quello che avverrà sicuramente saremo noi a determinarlo, ma ripeto, come diceva Ferri giustamente, la serenità e la consapevolezza di quelle che sono le nostre ultime prestazioni.